Buongiorno a tutti ragazzi, diciamo che con l'avvio dell'autunno meteorologico, peraltro è iniziato da già quasi 20 giorni, subito in Russia ragazzi risultano che ci sono intense bufere di neve e gelo in alcune località. Quindi giustamente, automaticamente, diciamo, questa ondata di gelo e neve che sta in Russia avrà anche giustamente conseguenze sull'Italia in effetti, quindi aspettiamoci il primo gelo e le prime ondate di freddo artico. In effetti già c'è il rischio che la prima neve possa già raggiungere Mosca. Diciamo che in tante parti della Russia già le temperature sono crollate davvero parecchio. Infatti addirittura hanno detto che è un'anomalia climatica. Quindi diciamo che a parte che non ci sta quasi più nulla di normale, però le conseguenze sull'Italia ci saranno comunque. Diciamo che questa ondata di gelo potrebbe arrivare qui, diciamo, verso ottobre. Quindi a conferma di questo qui, di ciò possiamo ricordare nel 97 quando un'ondata di gelo colpì la Russia e poi giustamente arrivò anche a noi in effetti in Italia, quindi fu colpita la Russia dal gelo e dalla neve, ma poi alla fine si ripercosse su tutta l'Europa, quindi diciamo che già adesso la Russia sta sotto attacco di bufere di neve, quindi aspettiamoci le conseguenze anche qui in Italia in effetti, quindi già sulla Russia ragazzi ci sta questo vortice polare molto freddo. Lì vabbè è anche normale, anche se è ancora un po' presto, diciamo, in effetti non doveva già fare così comunque. Diciamo che dicono i meteorologi che non è normale che il freddo polare avanzi così precocemente e che quindi secondo loro sarebbe la Russia già a metri di neve. In effetti non è che stiamo proprio, ricordiamoci che comunque stiamo a fine settembre. In effetti questo clima qui sarebbe per la Russia un clima di primo novembre in effetti, quindi sicuramente questo gelo intenso sulla Russia sarà una conseguenza che sarà indiretta sull'Italia, cioè avremo freddo in arrivo dalla Russia in effetti, quindi il vortice polare sta posizionato sulla Russia e quindi automaticamente scenderà alle nostre, diciamo, latitudini, quindi anche l'Italia sarà investita poi successivamente da quest'ondata di gelo russo in effetti, quindi aspettiamoci che per ottobre le temperature anche qui crollino davvero. È successo solo nel 74, nel 2007 e nel 2013, una cosa così, quindi non è una cosa che cade diciamo spesso, quindi diciamo negli ultimi penso sì, negli ultimi 20 anni è successo 3 volte, quindi diciamo che forse il 2019 fa parte di questa catena che deve arrivare. Infatti ci sono tanti episodi di neve e freddo avvenuti in questi tre periodi, quindi 74, 2007 e 2013, quindi i meteorologi pensano che questo 2019 forse sia come quegli anni lì. Quindi vediamo che succede, anche perché già ora alcune città stanno sotto attacco proprio di bufere di neve e metri di neve, quindi Mosca la capitale ancora, ma nelle altre regioni sì, quindi però a breve già hanno detto che anche a Mosca arriverà questo gelo e neve, quindi secondo me per metà ottobre, ciao Paola, arriverà anche da noi qui. Vi auguro buona giornata ragazzi e ci sentiamo dopo.